Amici di Calcio Padova TV, ben ritrovati. Si inizia una nuova stagione con l'inno del Padova quando ritorno a Padova, ormai famosissimo. Si ricomincia quindi con una nuova stagione con il Padova Calcio a 5 impegnato nel campionato di C1. Le intenzioni sono sempre quelle di far meglio dell'anno precedente e se l'anno precedente siamo arrivati ai playoff, adesso puntiamo a qualcosa di più. Si è rinnovata completamente la società biancoscudata, sia dal punto di vista dirigenziale sia dal punto di vista appunto degli atleti. Lo stesso tecnico è cambiato, non c'è più Alberto Rodriguez ma c'è Antonio Candeo, allenatore di grande esperienza, ben 27 anni sui campi del calcio a 5, ha sempre allenato nel Vicentino, ma essendo di Este ha voluto tornare nella propria provincia e ha scelto Padova per portarlo sempre più in alto. Questa sera tra l'altro, seconda giornata di campionato, il Padova affronterà il Verona Calcio a 5 che anch'esso ha vinto nella gara inaugurale. Il Verona ha vinto in casa contro il Cosmos 9 per 4-3, il Padova invece ha vinto in trasferta in casa dello Schio per 3-1. Quindi le premesse dopo la prima giornata sono interessanti per i biancoscudati che, come vi ricordo, hanno rinnovato completamente la squadra, sono arrivati anche nuovi stranieri, giocatori croati come Usaric, altri ancora sono arrivati qui in casacca biancoscudata. È quasi tutto pronto agli ordini degli arbitri Costantino D'Andrea di Mestre e Giuseppe Prazzoli di Treviso. Palla a centrocampo, ci attendono gli ultimi istanti prima di dare il via a questo derbissimo fra biancoscudati e giallo-blu veronesi. Pian piano il Palagozzano si va riempiendo, come ormai è abitudine, per seguire i colori del Padova. È tutto pronto, vediamo ancora qualche istante per gli ultimi dettagli. Siamo in attesa quindi del fischio iniziale di questa seconda giornata di campionato. Il Padova a quota 3, dicevamo, anche il Verona, ma sono molte altre: il Futsal Team, Futsal Giorgione, il P5 Calcio, il Rossano e il Gifema Diavoli, sempre a 3 punti perché hanno vinto la prima gara inaugurale del campionato. A 0 invece Gran Giorgione, Cosmos 9, Schio, Verona, Hellas, San Vemille, Atletico Nervesa e Montecchio. Ancora qualcosa da sistemare nella panchina dei veronesi, vediamo il primo arbitro D'Andrea, dice che è tutto pronto, si può quindi dare via. Fischio iniziale, è iniziato il derby Padova-Verona Calcio a 5 con il Padova proiettato alla ricerca della seconda vittoria in campionato. Pallone già in possesso di Esteban, lo scambio è con Meggiorin, ancora Esteban, nuovo arrivato nelle file del Padova, poi Paperini all'indietro per Capitan Carraro, che rimane fedelissimo ai colori biancoscudati anche per quest'anno. C'è un tentativo di replica da parte del Verona, buono il contrasto da parte di Paperini che guadagna anche la rimessa laterale che spetta quindi al Padova con Esteban che viene in avanti, appoggio ancora su Paperini, lo scambio fra i due, pallone a rilento, poi l'apertura alla parte opposta per Carraro, quindi Esteban, il contrasto regolare secondo gli arbitri, pallone riconquistato dalla squadra veronese. In possesso di palla con Menegazzo, quindi ancora uno scambio, sempre Menegazzo che viene attaccato da Meggiorin che commette fallo. Giusto l'intervento dell'arbitro D'Andrea a decretare il calcio di punizione in favore della squadra scaligera. Sul pallone Dalla Valle, poco più indietro l'altro Dalla Valle, Pietro, i due fratelli, eccolo qua. Poi il pallone messo in mezzo, la respinta di Esteban che va a colpire però il supporto del tetto qui dal Palagozzano, quindi palla che verrà rimessa in gioco lateralmente, però
infatti è Dalla Valle che si impossessa della palla, lo scambio con Pietro Dalla Valle, poi pallone messo in avanti, ancora all'indietro 1-2, poi il tentativo a parte di Menegazzo, c'è il contrasto, pallone ancora a favore dei veronesi che vengono in avanti con la rimessa di Brian Menegazzo, quindi Dalla Valle prova a sorprendere Feverati dalla lunga distanza, ci vuole ben altro per sorprendere il bravo e giovane portiere bianco scudato, che subito rimette in gioco tra i piedi di Carraro, quindi Esteban, Paperini, ancora Carraro, si fa vedere Meggiorin, sbaglia Carraro, viene attaccato, perde palla, ma è bravo Esteban a riconquistarla, poi la perde di nuovo Paperini, fase confusa, riconquista il pallone Carone, lancia in avanti da parte del portiere, ma nulla di fatto, si può ripartire da Feverati, quindi Esteban che fa un po' da playmaker, quindi Paperini, ancora Luca Juan Esteban, Meggiorini viene strattonato, c'è un fallo commesso dal giocatore in casacca giallo-blu veronese, esattamente Giorgio Dalla Valle, quindi calcio in punizione per il Padova, mentre sono trascorsi 2 minuti esatti di questo primo tempo, ancora 0-0 risultato, nessuna occasione, ma partita piuttosto combattuta sul piano atletico. Ancora Carraro, quindi Meggiorin tenta di far filtrare, poi ancora Meggiorin riesce a mantenere il possesso vincendo il contrasto, poi all'indietro Esteban per Carraro, ancora Esteban, quindi Meggiorin, Carraro, si fa vedere Paperini che controlla, c'è poco spazio ma Meggiorin riesce a girarsi, poi tenta di inserirsi fra 2 avversari, l'ultimo tocco è il suo, il pallone termina in fallo laterale per la rimessa che spetterà al Verona calcio 5. Un rilancio lungo poi da parte del portiere, c'è il colpo di testa, attenzione a Dalla Valle, questa conclusione in diagonale di sinistro, sibila a fil di palo, controlla bene Feverati, però scampato pericolo. Esteban, solito playmaker, controlla bene, viene attaccato da Carone, ancora poi il contrasto con Esteban, è l'ultimo a toccare il giocatore del Padova. Riparte il Verona, l'apertura a questa parte con Menegazzo, quindi Dalla Valle, Carone, all'indietro ancora si riparte con Pietro Dalla Valle, poi l'allungo verso Carone che non riesce però a mantenere il pallone in campo. Ci sarà la rimessa per il Padova, fasi confuse, le due squadre devono ancora entrare nel vivo della manovra, quindi Carraro all'indietro per Esteban, Paperini, ancora Meggiorin, costretto a dare all'indietro a Feverati, poi un pallone messo in mezzo da Esteban, intercettato però dalla difesa del Verona con Menegazzo che poi subisce anche il fallo ad opera di Meggiorin, quindi Dalla Valle, Menegazzo, non controlla poi Pietro Dalla Valle, pallone regalato quindi ai biancoscudati che possono ripartire proprio dalla linea di centrocampo con questa rimessa in gioco. C'è un cambio, entra Rasula, esce Meggiorin, eccolo qua Rasula già in possesso di palla, quindi Carraro, l'apertura in direzione di Paperini che prova una prodezza, il pallone viene ribattuto, poi nulla di fatto nel tentativo di contropiede da parte del Verona. Rimaniamo fermi sullo 0-0, 4 minuti sono già andati, fino a questo momento non una gran partita, anche perché le due squadre evidentemente devono ancora migliorare i propri schemi di gioco, molti gli errori di passaggio soprattutto nel servizio, palloni spesso intercettati, sbagliano anche i veronesi nell'appoggio. Antonio Candeo sempre in piedi a bordo campo, va a richiamare i suoi a maggior ordine, quindi Rasula, quindi Esteban,
ancora Rasula, ancora Esteban, prova l'appoggio in avanti, poi Carraro recupera un buon pallone, Carraro potrebbe anche andare al tiro, poi Rasula, pallone in mezzo, poteva andare al tiro Rasula, tutto solo davanti al portiere, ha cercato di servire un compagno a centro area, compagno che non c'era, ed è sfumata una buona opportunità per i biancoscudati, ma buono questa volta lo schema con il movimento costante dei giocatori biancoscudati. Intanto si sta preparando Elvir Usaric, attenzione a Carone che viene spostato regolarmente da Rasula. Si riparte con Paperini, quindi Carraro, Paperini, ancora Carraro, si arrabbia Candeo da bordo campo perché non viene fatta girare a dovere la palla. Ottima l'azione di Usaric che si presenta subito alla grande con un tocco di fino, la rimessa doveva aspettare al Padova, certo. Usaric dalla linea laterale, ancora Carraro che potrebbe provare la botta, pallone che viene deviato da Menegazzo. Il tiro di Carraro ben indirizzato verso l'incrocio, ci ha messo la schiena Menegazzo mettendo in calcio d'angolo. Il tiro ancora di Carraro dall'angolo, dicevamo di Usaric che si è presentato bene nel suo primo tocco di palla, adesso riceve questo pallone, proverà la gran botta, colpisce troppo dal basso verso l'alto, pallone che non impensierisce l'estremo difensore veronese. Gisaldi che adesso fa ripartire la manovra dei veronesi, il tocco ancora per Pietro Dalla Valle, quindi l'apertura su Menegazzo, pallone poi intercettato, cerca di rincorrerlo Berghi, lascia uscire perché la rimessa aspetterà il Verona, quindi Menegazzo, pallone poi in direzione di Dalla Valle, ancora Menegazzo, attenzione intanto a questa incursione, palla verso Berghi, quindi Dalla Valle, ancora Dalla Valle, lo scambio, poi l'intervento ottimo da parte di Usaric che impedisce il proseguimento dell'azione a Brian Menegazzo. Riparte proprio Usaric per il Padova, ancora un cambio, esce Carraro ed entra Chames, eccolo qua Edgar Chames, giocatore guizzante di cui abbiamo molto parlato anche nelle passate stagioni, ragazzo che ha dato grandi soddisfazioni al Padova. Intanto c'è questo tentativo da parte di Boateng con l'intervento di Rasula a chiudere, si riprenderà con una rimessa laterale, anzi un calcio d'angolo che viene pallone messo indietro ancora per Dalla Valle, però Menegazzo non è riuscito a mantenerlo in campo. Rimessa per il Padova, 6 minuti e mezzo se ne sono già andati, partita che finora non ha regalato grandi emozioni, ci attendiamo comunque da un momento all'altro il colpo di scena come spesso avviene nel calcio a 5. Esce intanto Pietro Dalla Valle nelle file veronesi, al suo posto entra Rigo Langer. Eccolo qua il possesso di palla, poi l'appoggio in avanti, tentativo di Boateng non riuscito, poi una buona incursione, siamo in 3 contro 1, attenzione, è il tiro di Usaric che finisce fuori, incredibile, ottima azione di contropiede del Padova con Usaric che si è presentato tutto solo, ha battuto a colpo sicuro, ma la palla incredibilmente è finita fuori di un niente. E quindi questa è forse la prima vera grande occasione del match, capitata sui piedi di Usaric.
allora Rigolanger, quindi Berghi, Boateng, Rigolanger, ancora Campana fermato da Meggiorin, rimessa laterale che spetta al Verona. Rigolanger, Campana attaccato da Chames, poi Boateng mantiene bene il possesso di palla dandogli indietro per Campana. Rigolanger, ancora Boateng, adesso il Verona che ci prova, ancora Rigolanger costretto però a dare all'indietro. Boateng tenta di disorientare i giocatori biancosudati con una finta, non riuscita, quindi Rigolanger, Gisaldi, si riparte con Boateng, quindi Berghi salta bene il proprio avversario, poi attenzione a Boateng che prova il tiro, ma Rigolanger avrebbe spazio, ancora sale bene il Padova, attenzione adesso a non farsi trovare scoperti. Buono il contrasto di Chames con palla ancora una volta però in possesso dei veronesi, con Rigolanger. Gisaldi sbaglia il controllo Boateng, allora il Padova può salire, possibilità di venire nella metà campo avversaria con Rasula, quindi Chames, c'è Meggiorin tutto solo sulla parte destra, quindi il pallone indietro per Usaric, prova la finta, pallone filtrante verso Rasula, l'intervento in scivolata da parte di Rigolanger, palla fuori, ancora il Padova in attacco, buona opportunità per Chames che potrebbe tirare al tiro, e pallone che termina fuori anche questa volta di pochissimo. Le occasioni capitano su tiri da lontano, poco fa l'unica da distanza avvicinata quella di Usaric che tutto solo davanti al portiere ha spedito fuori di 1 millimetro. Adesso cominciano a fioccare le occasioni per il Padova che è rimasto sornione nelle prime fasi, poi riconquista palla, vedete poi sarà un fallo forse su Chames, attenzione adesso a non beccare il contropiede, e sbaglia anche il Verona con Berghi. Da pochi passi calcia malissimo, spedisce addirittura sul fondo all'altezza del calcio d'angolo. Riparte il Padova quindi con Rasula, sempre 0-0, siamo quasi alla metà, c'era un buon pallone per Meggiorin, scattato in ritardo il giocatore biancoscudato, poi Rigolanger per il Verona, riparte il tocco su Campana, quindi attaccato da Rasula, deve dare all'indietro, ancora Rigolanger, e poi il tocco finale da parte di Berghi, nulla di fatto, nessun problema per Feverati. Esce Rasula e rientra Esteban, e anche Scarparo entra, ripeto Scarparo, pallone, poi contrasto Esteban, ferma il tentativo di ripartenza da parte del Verona, esce Berghi nelle file giallo-blu, c'è Campana adesso, viene attaccato da Chames, buono l'intervento di Meggiorin che prova ad andarsene, c'è il fallo da parte di Campana, il conto dei falli è 2-2, quindi siamo molto lontani, ma siamo esattamente al 10° minuto, metà del primo tempo. 0-0 il risultato, c'è un time out. Si ritorna in campo dopo il time out, sempre risultato 0-0, 10 minuti esatti trascorsi, esattamente la metà del primo tempo se n'è andata, un paio di occasioni davvero ghiotte per il Padova. Si riparte con questo calcio di punizione battuto da Chames per Pietro Scarparo, quindi Esteban, ancora Chames, quindi Esteban che dà all'indietro per Feverati, può ripartire Scarparo che poi lascia Chames, quindi Esteban,
ancora Meggiorin, lo scambio con Esteban, riesce a mantenere la palla in campo Meggiorin e per un pelo gli finisce fuori. Campana può rimettere in gioco servendo il proprio portiere Gisaldi, quindi Scarparo per il Padova, può ripartire Esteban, cerca un tocco di fino, è bravo Meggiorin, scivolata a mantenere il pallone in campo, quindi ancora Meggiorin che recupera e la botta di Meggiorin che viene respinta dal portiere Gisaldi, che poi rimane anche claudicante a terra, colpito dalla pallonata di Meggiorin. Si riprende con Meggiorin che prova a servire Esteban, ma il passaggio è sbagliato, ma è bravo Esteban a recuperare, ancora il tocco su Meggiorin che poi dà per Scarparo che potrebbe provare la gran botta da lontano, ancora Scarparo, Ciames, quindi Esteban il tiro ed è bravo ancora una volta Gisaldi ad accartocciarsi sul pallone e bloccare a terra. Di interessante c'è da dire che abbiamo notato che il Padova, diversamente dall'anno scorso, una volta persa palla prova subito ad andare in pressing alto, almeno con un paio di giocatori, per mettere in difficoltà i palleggiatori avversari. Riparte il Verona con Cortese, quindi Campana, ancora palla su Carone, quindi Cortese, lo scambio con Campana, ancora Cortese, ancora Campana, Carone, prova il Verona a far girare palla, c'è un bel pallone messo in mezzo ma Campana non riesce ad agganciare da centro area, scampato pericolo. Feverati che rimette in gioco Esteban, quindi Scarparo, ancora Esteban, pallone scodellato in avanti, lo controlla il portiere Gisaldi. Vedete buon pressing a centrocampo da parte del Padova, prova Paperini a passare in mezzo, poi Meggiorin che tentava di servire Esteban, attenzione adesso a non beccare il contropiede degli avversari, Campana bravo, il Padova a richiudersi subito, si può ripartire con Scarparo, quindi Meggiorin, ancora Paperini, quindi Esteban, c'è Scarparo libero, prova da lontano Esteban, c'è la ribattuta da parte di Carone, anzi Arrigo Langer, e poi Scarparo che conquista un nuovo fallo laterale. 7 minuti al termine del primo tempo, sempre 0-0 il risultato, con Scarparo in possesso di palla, quindi Esteban. Meggiorin prova a servire ancora Scarparo che viene anticipato, ma l'ultimo tocco è proprio di Scarparo e quindi la rimessa laterale che spetta al Verona con Arrigo Langer, quindi Cortese, viene avanti il Verona, supera la linea metà campo, fermato da Esteban, ottimo il suo contrasto, poi mette in movimento Meggiorin, anzi Paperini, poi ecco Meggiorin, quindi Esteban, Scarparo, ancora Esteban che prova a lanciare in direzione di Paperini, nulla di fatto e non si riesce a trovare la manovra giusta per scardinare la difesa veronese. Lo scambio, poi il pallone fatto filtrare, sbagliano però i giocatori del Verona una volta pressati e quindi riconquista palla il
Padova, esce Scarparo, entra Usaric. Usaric all'indietro per Esteban, che tentava l'impossibile, servire Meggiorin con un pallone alto. Carone che dà all'indietro, non può però toccare il portiere, lascia che la palla termini sul fondo. Quindi Rasula dal calcio d'angolo, all'indietro per Usaric, la gran botta deviata. Usaric che quando decide di andare al tiro è davvero pericoloso. Rasula, Usaric, quindi Paperini, ancora Rasula, Feverati, il rilancio all'indietro, ma riconquista palla il Padova con Paperini, c'è Meggiorin a centro area, poi Paperini e Meggiorin che prova con il sinistro anziché incrociare, tira dritto per dritto, palla che termina sul fondo e diamo di nuovo un altro time out e quindi ci fermiamo un attimo prima di vedere gli ultimi 5 minuti e 36 secondi di questo primo tempo. Si ritorna in campo dopo il time out, 5 minuti e 36 secondi al termine del primo tempo, ancora reti inviolate, 0-0, partita un po' confusa, non ben manovrata da parte di entrambe le squadre, però le occasioni migliori le ha avute senz'altro il Padova, che almeno in 3 occasioni ha veramente sfiorato la marcatura. Si riparte adesso da Feverati che tocca per Rasula, l'apertura su Usaric, ancora Rasula, quindi Meggiorin. Dicevamo della gran rivoluzione avvenuta nella scorsa estate a livello calcio Padova, calcio a 5. La squadra è stata rinnovata per molti suoi elementi, è stato cambiato anche l'allenatore, ricordiamo Antonio Candeo quest'anno sarà l'uomo guida di questa formazione nel tentativo di far meglio dell'anno scorso. Padova calcio a 5 che si è dato anche un nuovo assetto societario, il presidente è sempre Mattia Risi, sono arrivati altri dirigenti, nuove forze, quindi per rinvigorire la società, e poi questo cambiamento di giocatori con l'arrivo di un paio di croati, Esteban, Paperini. Intanto c'è un buon pallone per Meggiorin che poi dà all'indietro per Rasula, potrebbe tirare Usaric, ci mette un piede e Menegazzo e salva tutto, poi Meggiorin, anzi Paperini, bravissimo Paperini a riuscire a conquistarsi questo calcio d'angolo, una palla che sembrava persa è stata recuperata e poi Paperini si è fatto ribattere il tentativo di cross. Tanto Rasula, ancora Paperini, ancora Rasula all'indietro per Meggiorin, potrebbe servire Usaric all'indietro che si fa vedere Rasula, buon pallone di Rasula che l'ha messo in mezzo vedendo smarcatissimo Paperini, però Paperini non ha seguito l'azione e la palla è uscita mestamente, ma davvero qui si poteva far meglio, ma ottima l'azione di Usaric, di Rasula e Paperini, che avesse fatto un passo in più sarebbe arrivato su quel pallone e avrebbe messo in rete. Tanto prova, c'è la ribattuta di Feverati, poi il tocco verso Giorgio Dalla Valle
che deve ripartire però dalla propria metà campo. Da questi a Pietro Dalla Valle, ancora Giorgio, poi Menegazzo, riconquista Meggiorin che poi lascia a Paperini che adesso può ripartire, ancora Usaric, Rasula, Usaric, ancora Rasula, attenzione, pallone dato all'indietro per Feverati, poi lancio lungo a cercare Usaric che si gira bene, riesce a mantenere il possesso palla, bravissimo Usaric, aveva fatto un gran numero, peccato davvero che non è riuscito poi a metterla dentro, bravo anche il portiere del Verona, ma qui Usaric ha veramente fatto un capolavoro. C'è poi una spinta dello stesso Usaric ai danni di Boateng, reclamano i giocatori del Verona. Riparte il Padova che poco fa con Usaric veramente ha avuto una grande occasione. Buon pallone adesso, il tocco, poi ancora Gisaldi che esce, il pallone indirizzato da Maresca, altro giovane under del 98, è entrato in campo in questo momento, ha avuto subito una buona opportunità. Il pallone intanto è uscito, può ripartire il Padova, siamo a 2 minuti e 51 dal termine del primo tempo, sempre 0-0, Rasula, Esteban, quindi Maresca, ancora per Rasula, Rasula che deve impegnarsi nel mantenere il possesso di palla, poi Maresca lo perde invece, quindi Gisaldi può ripartire per il Verona servendo Giorgio Dalla Valle, quindi Pietro Dalla Valle, pallone filtrante, attenzione a Pietro Dalla Valle, si era girato bene, si era fatto trovare in buona posizione, riuscita ai Feverati a fermare tutto, riparte Maresca, quindi Rasula, poi il tocco di Esteban, non c'è deviazione come sembrava inizialmente, quindi si riprenderà con una rimessa laterale da parte del Verona. 1 minuto e 58 al termine del primo tempo. Attenzione perché il Padova ha commesso 4 falli, 3 invece ne ha commessi il Verona. Ma buon recupero adesso da parte di Esteban. Paperini, bisogna fare in fretta. Ottimo numero di Paperini, un numero incredibile. Paperini è un numero davvero straordinario, un tunnel sull'avversario, poi il tocco di fino a saltarne un altro. È mancato il gol a questa azione davvero straordinaria di Paperini. Giovanni Paperini, autore veramente di un numero di alta scuola tecnica. Pallone all'indietro adesso dal calcio d'angolo per Esteban che prova da lontano, pallone però un po' sbilenco, finisce lontano dai pali, nessun problema per Gisaldi. Ancora pallone tra i piedi di Giorgio Dalla Valle che scambia con Pietro. Verona adesso che prova, ma viene fermato molto bene da Esteban, attenzione adesso ancora Paperini, la respinta ancora di Gisaldi, attenzione al contropiede, capovolgimento di fronte, il tiro ed è Feverati questa volta che deve impegnarsi per spingere la conclusione di Menegazzo. Adesso la partita si accende ma siamo proprio agli sgoccioli, 1 minuto e 08 al termine del primo tempo. Rimessa in gioco Pietro Dalla Valle, perde palla, riparte Rasula che deve però fermarsi, si fa vedere Paperini in avanti, poi Maresca che cambia la parte opposta, ottimo il no look di Esteban, sapeva che Paperini si trovava in quella posizione, l'ha cercato senza guardarlo. Attenzione adesso all'uscita dei Feverati, poi ancora Maresca che può venire in avanti, Maresca doppia finta, prova a infilarsi, viene fermato. Boateng per il Verona, prova il tiro, ancora Boateng, poi il controllo di Menegazzo, lascia che il pallone
termini fuori. Per la rimessa che spetterà il Verona. Si riparte ancora Rigolanger, scorrono i secondi, siamo a 25 secondi al termine del primo tempo, l'uscita di Feverati, poi Rasula, poi vediamo ancora Rasula che prova l'affondo, prova il tiro, il rilancio, c'è Boateng tutto solo, bravo Feverati a respingere con i piedi, poi Esteban, bisogna fare in fretta, 10 secondi alla fine, Maresca prova il tiro e Gisaldi mette il calcio d'angolo, 4 secondi alla fine. Rasula che prova a sorprendere tutti con direttamente dal calcio d'angolo, però il cronometro ha continuato a correre e poi Paperini e adesso arriva la sirena, però un secondo al termine, quindi non ci sarà tempo per nulla, il rilancio lungo, il colpo di testa di Esteban, la palla termina fuori, finisce qui, primo tempo 0-0 il risultato, partita che si è ravvivata nel finale, più occasioni per il Padova e quindi speriamo che nella ripresa la formazione biancoscudata possa trovare la via della rete. Ci vediamo quindi fra pochissimo per il secondo tempo. Si ricomincia, secondo tempo di Padova calcio a 5 Verona, dopo lo 0-0 dei primi 20 minuti di gioco effettivo si attende ancora il primo gol della serata fra queste due squadre che hanno vinto entrambe la loro prima partita di campionato, ricordo il Padova 3-1 a Schio, mentre il Verona ha vinto in casa contro il Cosmos 9 per 4-3, quindi entrambe hanno 3 punti in classifica dopo una giornata, tentano adesso di scavalcarsi l'una con l'altra in questo scontro diretto. Intanto è Carraro in possesso di palla, quindi Esteban, buon servizio per Edgar Chames che tenta di servire ancora Esteban che recupera bene il pallone e poi tenta di sorprendere Gisaldi che devia in calcio d'angolo. Padova subito sprombattuto in questo avvio di ripresa in avanti. Calcio d'angolo per i biancoscudati con Esteban che dà all'indietro per Usaric, pericolosissimo nel primo tempo in un paio di occasioni, ancora Usaric recupera, poi Esteban si fa vedere ma Usaric insiste, quindi Carraro prova a metterla in mezzo ed Esteban che poteva scavalcare il portiere sbaglia il controllo sotto porta, sfuma un'altra opportunità. Padova davvero più deciso in questo avvio di ripresa dopo 45 secondi, già avuto 2 occasioni, anche un'altra adesso con Carraro che svirgola la possibilità di mettere dentro da pochi passi. Allora Rigolanger per il Verona prova a ripartire ma Esteban devia il pallone in fallo laterale, un minuto passato con 3 occasioni ghiotte per il Padova. Ancora il Verona con Berghi, quindi all'indietro il tocco laterale per Boateng, quindi Rigolanger, ancora Rigolanger, Boateng, si muovono molto i giocatori del Verona cercando spazi, ma il Padova sa chiudersi molto bene, soprattutto con un pressing alto dal centrocampo in su e molto spesso riesce nella conquista del pallone. Chames, quindi Usaric, ancora Carraro che viene in avanti, l'apertura su Chames, poi Usaric, pallone messo in mezzo verso Esteban, poi lo stesso Usaric che interviene nel contrasto, manda palla fuori. La rimessa che spetta al Verona con Berghi, quindi Rigolanger,
apertura dalla parte opposta e poi ancora Berghi, Cortese, Boateng, la rimessa che spetta al Verona. 2 minuti trascorsi, ancora 0-0, ma Padova che è andato vicinissimo ad aprire le marcature in avvio di questo secondo tempo. C'è la deviazione di Carraro, la rimessa di Cortese, quindi Rigolanger, Berghi, si fa vedere Boateng che riceve, spalle alla porta, poi prova a sorprendere Feverati con questo tiro improvviso. Feverati è bravo a metterci la mano e a deviare in calcio d'angolo per il Verona con Berghi. Il tocco poi su Rigolanger, ma contrasta bene Esteban, poi perde palla e c'è un fallo, viene fischiato un fallo a favore del Padova perché Usaric nel tentativo di proteggere la palla è stato stratonato, quindi si può ripartire con Chames, Esteban, Carraro, ancora bravissimo il tocco di Usaric che poi fa carambolare la palla su un avversario. La rimessa aspetterà il Padova. Usaric, Carraro, Usaric, Esteban prova da lontano il tiro, un pallone che sibila a fil di palo sotto il controllo del portiere Gisaldi. Quindi Berghi per il Verona, Cortese, Rigolanger, ancora Cortese. Vedete il Padova però come rimane piuttosto alto sulla linea di metà campo, costringe il Verona a muoversi molto, a correre molto per cercare di creare degli spazi, mentre il Padova in fase difensiva regge molto bene proprio perché sa pressare molto alto già sulla linea di metà campo. Intanto Cortese prova lo scambio con Boateng contrastato da Carraro, poi è bravo Esteban qui a recuperare il pallone, ancora Esteban guadagna la rimessa laterale sull'intervento di Rigolanger, ma bravo Esteban oltre che tecnicamente anche nel contrastare l'avversario in fase difensiva. Esce adesso Esteban, rientra Rasula, quindi Usaric prova il numero, ma poi riconquista palla Usaric, si libera bene, poi il tocco su Carraro che può girarsi, la botta di punta ed è Gisaldi che blocca in 2 tempi. Cortese, Berghi, Rigolanger, vedete Padova come attacca bene nel pressing alto, il Padova davvero una nota di rilievo questa, come il Padova sa attaccare alto e quindi ad impedire la manovra di costruzione da parte dell'avversario. Entra anche Barotto, Meggiorin, Rasula, Paperini girandola in sostituzioni, Feverati, lancio lungo a cercare Meggiorin, c'è l'intervento di Rigolanger che impedisce a Meggiorin di entrare in possesso di palla. La rimessa però aspetta il Padova con Barotto, quindi Paperini che è lì a pochi passi, Paperini cerca di liberarsi, viene fermato, riparte il Verona con Cortese, quindi Berghi, attenzione al contropiede, sono già in 3 del Padova però a difendere e poi il tiro di Berghi con palla che termina ampiamente a fondo campo. Rasula che imposta su Barotto, quasi 5 minuti se ne sono andati in questa ripresa, sempre reti inviolate, 0-0, ma Padova che è molto più insidioso quando viene in avanti, molto più attivo. Paperini intanto, quindi Meggiorin, Rasula, lo scambio con Barotto che prova un tocco di filo, non è riuscito. Pietro Dalla Valle, lo scambio con
poi il pallone in direzione di Carone che non riesce a scambiare con Dalla Valle. Feverati a gioco facile, può servire Rasula, quindi Varotto che può venire in avanti, superare le linee di metà campo, il servizio su Rasula, ottimo il tocco su Mejorin che prova la posizione piuttosto defilata a mettere in diagonale, quindi Berghi può ripartire, Pietro Dalla Valle, ancora lui l'appoggio poi sulla destra in direzione di Menegazzo. Menegazzo viene attaccato da Mejorin che non lo molla, Mejorin e poi alla fine è Varotto a mettere in fallo laterale. Non arriva il gol che sblocca la partita, intanto ci prova Dalla Valle, pallone ribattuto in fallo laterale, ancora Dalla Valle, attenzione pericolo, poi mette in mezzo in maniera un po' scomposta, nulla di fatto, nessun problema per Feverati che può far ripartire l'azione e mettere in movimento Rasula da questi a Varotto. Mejorin, ancora Varotto, quindi Rasula, Paperini, Mejorin, Varotto ancora, Padova, attenzione Varotto a non cicischiare e perde palla, poi c'è il fallo commesso da Pietro Dalla Valle su Mejorin. Può ripartire la formazione biancoscudata allenata da Antonio Candeo. Varotto, Paperini, il servizio in avanti, ancora Paperini però in possesso di palla, Paperini doppia finta, può andare, può provare anche la conclusione, la respinta è di Dalla Valle dal tre quarti, mette in fallo laterale, quindi Rasula, quindi lo scambio con Varotto. Paperini che potrebbe provare il tiro, ci prova di punta, pallone un po' colpito troppo di esterno, palla che va sul fondo. Gisaldi fa ripartire il Verona, quindi Berghi, ancora Dalla Valle, Berghi, anzi Menegazzo viene attaccato da Mejorin e Paperini, poi c'è il fallo commesso da Paperini. Attenzione perché Padova ha già commesso due falli in questa ripresa, anzi è il primo fallo commesso dal Padova, due commessi dalla formazione veronese. Punizione Dalla Valle che lascia e poi è sbagliato l'appoggio, poteva andare in contropiede il Padova, Mejorin non è riuscito a servire Paperini. Rasula cerca di dare respiro alla manovra con questa apertura, scambio laterale, poi Paperini chiuso anche lui, si deve tornare all'indietro, pallone buono per Varotto, ancora Rasula, ancora Varotto, quindi Paperini si libera bene, c'è Rasula dalla parte opposta, poi pallone tentativo di mettere in mezzo, attenzione che viene davanti il portiere Gisaldi, il tocco poi per Dalla Valle, viene fischiato un fallo dal primo arbitro D'Andrea, un fallo che a nostro avviso non c'era proprio, reclamano anche i tifosi in tribuna. Intervento in scivolata pulito, era andato a prendere palla decisamente, ci stava il calcio d'angolo, non certo il calcio di punizione che invece si appresta a battere Pietro Dalla Valle per il Verona. Padova quindi costretto a chiudersi nella propria area di rigore,
si fa vedere per il Verona Menegazzo un po' più indietro. Attenzione che forse Dalla Valle proverà la conclusione diretta, vediamo, infatti così è, pallone che colpisce il sostegno esterno della porta, nulla di fatto. Riparte il Padova con Rasula, l'appoggio su Meggiorin che prova ad andarsene, pallone toccato però da Giorgio Dalla Valle. Ancora Rasula allo scambio con Meggiorin, ancora Dalla Valle che interviene e mette fuori Meggiorin, quindi Rasula, Meggiorin anticipato però, poi attenzione, prova ad andarsene ancora Dalla Valle sul lancio di Carone, palla che termina fuori, rientra Scarparo al posto di Barotto. Rasula, quindi sbagliato questa volta l'appoggio di Rasula. Viene avanti Brian Menegazzo, attenzione al colpo di testa e poi l'uscita di Feverati che mette subito in movimento Scarparo, non scatta però il contropiede. Ancora Rasula, pallone interessante messo in mezzo verso Scarparo. Quindi Carone che prova a servire in avanti, palla che finisce direttamente sul fondo. Feverati allora prova a ripartire con Rasula, ancora all'indietro per Paperini, si fa vedere Scarparo, Paperini, Meggiorin ancora all'indietro per Paperini, Paperini, Rasula attaccato, attenzione a non perdere palla, attenzione pericolo, ancora pallone buono per il Verona e poi finalmente Meggiorin che riesce a liberare servendo Paperini che adesso può ripartire attaccato da due avversari, viene fermato da Menegazzo, ma ha rischiato grosso Rasula qui, cischiando davanti alla propria porta, aveva perso palla, rientra Esteban. Scarparo, Meggiorin, adesso Padova ha perso le misure del proprio gioco, ci stiamo avviando alla metà di questa ripresa, 10 minuti e 37 secondi al termine. Ancora Menegazzo, buono intervento di Scarparo, fermato però Dalla Valle, poi pallone che esce, quindi ci sarà la rimessa in gioco per il Padova sul pressing di Scarparo. Dalla Valle non è riuscito a mantenere il pallone dentro il rettangolo di gioco, allora Scarparo può ripartire. Ancora Scarparo, Paperini prova a ripetere lo schema precedente, nulla di fatto. Esteban, tentativo di tiro dalla lunghissima distanza, ribattuto ancora da Menegazzo, fallo laterale per il Padova. Scarparo prova a venire, quindi ancora Paperini, questa volta il passaggio è sbagliato, poi Dalla Valle, attenzione al contropiede, Dalla Valle, Feverati non si sa come riesce a mettere in calcio d'angolo, Feverati prodezza, salva il Padova, questo errore a metà campo è costato un contropiede micidiale, ci ha pensato Feverati a togliere le castagne dal fuoco deviando in calcio d'angolo Menegazzo, poi il tentativo di Pietro Dalla Valle, palla ampiamente sul fondo
Paperini viene in avanti, ancora Paperini, fa tutto da solo, poi il tocco su Meggiorin che prova, l'idea era buona, si reclama perché il portiere evidentemente ha deviato palla. Il secondo arbitro Prazzoli di Treviso richiama i giocatori del Padova per le proteste, ma forse la deviazione del portiere Gisaldi c'era tutta sulla conclusione di Meggiorin. Rilancio lungo intanto di Gisaldi per Boateng, attenzione, buon il recupero di Esteban, entra Usaric, intanto esce Paperini. Usaric fra i più attivi nel primo tempo, ha sfiorato il gol in un paio di occasioni. Esteban, Usaric, ancora Esteban, Scarparo, ma un pallone in mezzo per Esteban che forse aveva subito anche un fallo, quindi Paperini, Usaric, attenzione, rischiosissimo questo passaggio, e poi pallone in mezzo buono per Meggiorin che non riesce a deviare dentro. C'è addirittura una rimessa laterale, Gisaldi che imposta con questo lancio lungo, Feverati che viene anticipato questa volta di testa da Giorgio, anzi da Pietro Dalla Valle. Usaric, Meggiorin, non si possono perdere questi palloni, attenzione perché Verona è piuttosto abile, una volta intercettata palla, a fiondarsi verso la porta di Feverati. Il lancio lungo, Boateng che controlla bene con il petto, poi non ha lo spazio per girarsi, allora Usaric per il Padova, sbagliatissimo questa volta l'appoggio in direzione di Esteban. Campana, entra anche Rigolanger, buono Esteban ad attaccare sul portatore di palla, poi il rilancio lungo. Adesso il Verona tenta spesso di scavalcare il centrocampo visto le difficoltà che trova con il pressing del Padova. Vedete, pressing alto anche in questo caso. Meggiorin costringe Boateng a retrocedere, poi Menegazzo e poi recupera il pallone ancora Meggiorin, ma vedete come si piombano sull'avversario i giocatori del Padova. Alla fine è Scarparo che commette fallo, però esce Meggiorin. Rigolanger, riparte Cortese, lancio lungo, nulla di fatto per il Verona e quindi Esteban può controllare, impostare su Usaric. Scarparo, ancora Usaric, ancora Scarparo, ancora Scarparo va però ad imbucarsi, poi recupera il pallone per un attimo, alla fine lo mette fuori. Fallo laterale per il Verona. Siamo a 7 minuti e 30 secondi esatti dal termine, sempre 0-0. Pallone intanto per Gisaldi che viene in avanti a fare da portiere di movimento. Palla poi di nuovo in possesso del Padova con Carraro dopo lo scambio con Esteban. Ancora Scarparo, prova il numero, c'è palla che è uscita, dice il secondo arbitro Prazzoli di Treviso, e quindi poi sbaglia l'appoggio Cortese in questo caso e quindi il Padova che può ripartire.
e qui però non arriva mai il gol che decisamente servirebbe per dare al Padova la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di campionato. Tanto Esteban, pallone all'indietro per Usaric, intercettato all'ultimo momento, poi Scarparo recupera bene, Scarparo prova la botta, palla alta di poco, lancio lungo, poi Esteban che interviene, poi un tentativo un po' maldestro da parte di Cortese, palla fuori. Ancora un intervento da parte di Berghi, ma intanto non si riesce a perforare la difesa veronese. Esteban, pallone in mezzo, intercettato, però riparte Boateng sull'allungo, palla fuori. Allora ci sta tutto il recupero di Esteban per Scarparo che viene in avanti. Quindi Usaric prova l'azione personale, poi si lamenta con l'arbitro chiedendo un fallo che forse non c'è. Berghi lascia a Rigolanger, quindi Cortese. Ancora Berghi, Rigo Cortese, eccolo qua Rigolanger, pallone in avanti e Feverati che tranquillamente da Scarparo e quindi Esteban. Pallone buono adesso per Usaric, Usaric e gol! Ed è arrivato il gol! Ed è arrivato il gol di Usaric! Un gol davvero straordinario di Elvir Usaric che si libera dell'avversario e poi con il destro mette all'incrocio dei pali. Padova ha lavorato ai fianchi finché il gol l'ha trovato con Usaric, giocatore croato arrivato da poco qui a Padova e porta in vantaggio il Padova a 5 minuti e 30 secondi dal termine. Usaric, davvero un gran gol. (1-0) per il Padova. Padova quindi che adesso ha trovato la via del gol e può approfittare adesso dei contropiedi. Ancora pallone buono, era per Maresca che però non ha centrato la porta, altra occasione buttata via, poteva esserci subito il raddoppio dopo lo splendido gol di Usaric. Berghi, adesso è il Verona che deve affrettare i tempi, forse il Verona si sarebbe anche accontentato del pareggio, ma questo gol di Usaric ha scombussolato tutti i piani. Adesso Cortese che viene in avanti, viene fermato, attenzione però perché Berghi ne approfitta ed è Feverati a compiere un autentico miracolo, riparte Sames. Fermato Sames mentre è rimasto a terra Esteban, colpito da crampi, ma davvero un grosso pericolo corso dalla Padova con Berghi che si è trovato tutto solo, ha battuto a botta sicura, bravo come sempre Feverati a chiudere lo specchio e a salvare ancora una volta il Padova, che non può però correre questi rischi inutili lasciando scoperto in difesa
in quel modo. Palla persa in zona d'attacco con capovolgimento di fronte al giocatore tutto solo dalla parte opposta. Tanto esce Esteban colpito da crampi, rientra Carraro. Siamo a 4 minuti e 10 dalla fine, l'1-0 può anche bastare, permetterebbe alla Padova di raccogliere il secondo successo consecutivo in questo avvio di campionato. Carraro, Rasula, ancora Carraro, Chames attaccato, l'ultimo a toccare lui. Cortese per il Verona che prova a venire in avanti con Dalla Valle, fermato. Rimessa laterale, Rasula in possesso, quindi Carraro, ancora Rasula. Rilancio lungo di Feverati, prova a saltare Chames sul portiere Gisaldi, che ne ha sempre una, ogni volta che interviene Gisaldi stranamente rimane contuso. Per carità, non vogliamo mettere in dubbio nulla, però ogni volta che interviene si lamenta di qualcosa. In questo caso adesso la rimessa aspetta il Padova che naturalmente restituirà il pallone, infatti è così. Chames, Gisaldi che mette in movimento Berghi, poi il pallone, c'è un contrasto, alla fine Maresca però che torna in possesso, Maresca prova ad andarsene, pallone recuperato da Dalla Valle, messo in mezzo e Feverati lo controlla, lascia che finisca fuori. Voleva il calcio d'angolo Carone, ma non so con quali pretese, anche perché il pallone è filato liscio sul fondo. Quindi Carraro, Rasula, il tocco su Maresca, c'è però l'anticipo di Berghi, Maresca all'indietro per Rasula, fa girare la palla per Chames, ancora Maresca, ancora Rasula, attenzione, ancora Chames, Carraro, fermato Chames, la rimessa però aspetta il Padova e allora rientra Meggiorin e esce Maresca. Feverati è costretto al rinvio veloce perché stava per essere attaccato da un avversario. C'è un time out chiesto dall'allenatore Marco Langè del Verona per mettere a punto la strategia da adottare in questi ultimi 2 minuti e 48 secondi che mancano al termine del match. Il Verona deve recuperare un gol. La maglietta, la prima gialla anche Antonio Candeo dalla parte opposta cerca di trasmettere tranquillità ai suoi che devono portare a casa questo risultato. 1-0, gol di Usaric al 14° minuto del secondo tempo, un bellissimo gol fra l'altro, perché controllo di palla con a saltare un avversario e poi il tiro di destro sotto l'incrocio di pali che non ha dato scampo al portiere Gisaldi. Quindi Padova che deve vivere su questo gol e sarebbero altri 3 punti davvero importanti alla seconda giornata, 2 su 2 sarebbe, ma sapete che nel calcio a 5 non si può mai dire, bisogna sempre prestare la massima attenzione. Esteban intanto, Chames converge al centro, perde palla ma poi va a recuperarla, quindi Boateng, Giorgio Dalla Valle, quindi
Menegazzo, Boateng, tocco all'indietro per Pietro Dalla Valle, Giorgio Dalla Valle, attaccato da Esteban, bravo Esteban qui a fingere l'intervento, lascia correre il pallone fuori, tutto a vantaggio del Padova. 2 minuti e 10 al termine del match. È Carraro in possesso, lo scodella in avanti per Rasula che cerca di allungarlo di testa, poi c'è un fallo di mano commesso da Pietro Dalla Valle. Rasula, Carraro, poi c'è Messa all'indietro per Rasula, quindi Carraro ancora che fa girare la parte opposta per Esteban che cerca di liberarsi, mette in mezzo, non riesce, pallone che va sul fondo, riparte il Verona disperata. 1 minuto e 50 a termine, attenzione a Boateng in posizione pericolosa e poi bravo Rasula a capire tutto, intercettare e anche a mettere in movimento Carraro che può ripartire con il contropiede, si sta involando, ci ha messo e poi prova il tiro Carraro, pallone deviato da Dalla Valle, poi l'ultimo è Carraro che mette sul fondo. Attenzione adesso al rilancio lungo in direzione di Boateng, palla che termina fuori. Ancora Rasula, 1 minuto e 29. Esteban, lancio lungo, buono il controllo di Ciamessi che potrebbe saltare l'avversario, ma è Pietro Dalla Valle che interviene alla disperata per fermare il giovane attaccante del Padova. Il Padova che deve far trascorrere i secondi. Infatti Carraro da buon capitano cerca di tenere la palla lì in fondo, ma nel contrasto è lui a toccare per l'ultimo, quindi la rimessa del Verona che può ripartire con Menegazzo, da questi a Giorgio Dalla Valle e Pietro Dalla Valle. Ancora il passaggio in avanti non riuscito, buono per il Padova. 1 minuto e 9 secondi al termine. Carraro, quindi Rasula, ancora Rasula, Carraro, buono, c'è Esteban in mezzo, il passaggio troppo forte, non dosato bene da Carraro, però c'è il Padova che va in pressing alto, vedete c'è Messi ed Esteban che impediscono la ripartenza del Verona. Ottima questa azione e poi Esteban che riconquista palla, ancora lui, Esteban prova di punta, respinge Di Saldi e poi ancora c'è Messi che poteva provare il tiro, colpisce male questa volta, palla che termina a fondo campo e vedete ancora Gisaldi si lamenta per un malanno. 41 secondi al termine della partita, riparte Rigo Langer, poi attenzione a Carone, palla all'indietro, non si può prendere gol adesso, attenzione c'è un fallo fischiato a favore del Padova per una spinta di Carone su Rasula. Molto bene, 31 secondi dalla fine, Padova che può respirare. Rasula che è incaricato alla battuta, poi il lancio lungo a cercare Carraro, pallone che va tra le mani di Gisaldi che può ripartire per il Verona. Rigo Langer adesso, Carraro bravissimo a contrastare, però la palla gli scivola fuori. 20 secondi al termine, si soffre, bisogna portare a casa questa vittoria. Ancora Menegazzo, quindi Rigo Langer, ancora Carone all'indietro, Rigo Langer mantiene il pallone in campo, quindi Menegazzo, poi Boateng, attenzione, ed è proprio Ciamessa a salvare sulla linea e il rilancio lungo da parte di Esteban. Noi siamo a 2 centesimi di secondo dalla fine e quindi dovrebbe essere fatta, vediamo, perché appena il Verona riprenderà il gioco arriverà la sirena. È praticamente impossibile, eccolo qua, il lancio lungo e vince il Padova 1-0, ma è importante averla portata a casa questa vittoria molto sofferta, molto difficile
Padova è riuscito grazie al gol di Elvir Husanic al 14° minuto del secondo tempo. Sono 3 punti davvero importanti. Padova che mantiene la vetta della classifica dopo 2 giornate a punteggio pieno, 6 punti, ed è importante proseguire così. Quindi l'appuntamento con tutti voi è sempre qui su Calcio Padova TV per seguire tutte le partite casalinghe del Padova Calcio A5, che anche questa sera ha portato a casa una vittoria, 6 punti in classifica. Grazie a tutti voi per averci seguito, e appuntamento sempre qui dal Palagozzano per le partite interne del Padova Calcio A5.